Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. 5 persone sono state arrestate dalla polizia con l'accusa di aver compiuto una serie di estorsioni a società turistiche nel Soveratese. Le indagini, coordinate dalla DDA di Catanzaro, hanno come sfondo la faida che sta insanguinando la zona del Basso Ionio catanzarese, che in 2 anni ha provocato una ventina di vittime. Tra gli arrestati un boss emergente dell'area interessata dalla faida, alcune donne e un addetto ad un istituto di vigilanza. Vasta piantagione di marijuana scoperta dai carabinieri di Vibo Marina nella frazione Longobardi. Le piante di canapa indiana erano state abilmente nascoste tra alberi secolari e venivano raggiunte dai coltivatori illegali attraverso i fiumi vicini per non lasciare tracce. Dopo numerosi appostamenti dei militari in manette per coltivazione di sostanze stupefacenti, sono finiti Salvatore Mantella, 36 anni, e Francesco Virdò, 27. La piantagione è stata distrutta. Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle di Crotone hanno eseguito l'arresto di un 26enne AM di Ciron Marina, responsabile di traffico e detenzione illecita di droga, ma nel corso della perquisizione domiciliare è stato denunciato il padre. In casa infatti vi erano 22 reperti archeologici di valore e una pistola Beretta 6,35 con matricola a brasa. I reperti, restituiti al Museo di Crotone, risalirebbero al IV-V secolo a.C. Continua la protesta degli 80 lavoratori della Datel che l'Abramo Customer Care ha deciso di trasferire da Crotone al sito di Montalto Fugo, in provincia di Cosenza. Ieri i lavoratori e i rappresentanti sindacali hanno inscenato una forma di protesta davanti allo stadio comunale Zio Scida. Successivamente si sono recati nel locale nel quale si doveva svolgere la festa organizzata dallo stesso Abramo per il reparto della commessa con la team. La cena è poi stata annullata. Prosegue anche in Calabria la mobilitazione planetaria a favore di Sakineh, la donna condannata dal regime iraniano alla lapidazione. Ha cominciato la vicepresidente della giunta regionale Antonella Stasi, che ha lanciato un appello invitando tutte le donne calabresi a mobilitarsi per la giovane vedova 42enne iraniana, madre di 2 figli, condannata per adulterio. La provincia di Cosenza poi ha esposto la gigantografia della donna proprio davanti alla sua sede. Dopo le prime piogge di settembre, nelle città più colpite come a Reggio Calabria si cerca di far fronte ai danni. I vigili del fuoco e la protezione civile si sono messi subito al lavoro per rimuovere il fango e i detriti che hanno letteralmente invaso le strade dopo il violento nubifragio di venerdì sera. Sono ancora in difficoltà i residenti di alcune zone, i quali segnalano problemi all'energia elettrica e alle linee telefoniche. L'ambasciatore italiano in Bielorussia, Giulio Prigioni, nei giorni scorsi ha incontrato gli imprenditori calabresi presso la sede di Confindustria Calabria per un confronto sulle opportunità di investimento. Ad accoglierlo a Catanzaro i presidenti di Confindustria e Ance Calabria, Umberto De Rosa e Francesco Cava. L'iniziativa prosegue nel solco già tracciato di apertura ai mercati esteri dell'economia calabrese, verificando le opportunità di partnership in quei territori e l'interesse alle produzioni calabresi. È stata dedicata interamente all''ndrangheta la puntata d'esordio su Rai 3 di Presa Diretta a cura di Riccardo Iacona. Il tenente colonnello Valerio Giardina, comandante del gruppo Carabinieri di Locri, ha guidato giornalisti ed operatori di Rai 3 mostrando le recenti operazioni portate avanti dall'Arma. Tra i video trasmessi quello dell'arresto del boss Pelle detto Gambazza, l'intervista al super testimone di Locri Rocco Rispoli, la scoperta di diversi bunker e altre immagini da Siderno, Locri, Marina di Gioiosa, San Luca, Reggio Calabria e Sinopoli. Ha chiuso i battenti il Maverick Festival, che per 3 giorni ha visto esibirsi al Columbus di Crotone i migliori artisti del rockabilly nazionale, che hanno fatto rivivere le atmosfere degli anni 50. L'edizione di quest'anno della Kermesse poi è stata caratterizzata anche dalla presenza di Roxy Rose, che ha proposto una performance di burlesque, nuova forma d'arte molto in voga. Tra gli artisti che si sono alternati sul palco, i Fabulous Daddy, gli Adels e François. Il festival si è confermato uno degli appuntamenti più interessanti del genere. Weekend tutto sommato positivo per le nostre squadre. In Serie B la Regina batte 2-0 il Piacenza al Granillo grazie ai centri di Barilla e Cosenza e sale a quota 4 punti in classifica. Pareggio esterno invece per il Crotone, che esce imbattuto dall'Olimpico contro il Torino. I rossoblù salgono a 3 punti grazie all'Eurogol di Cutolo. In prima divisione il Cosenza agguanta il 2-2 contro la Cavese all'80° con Bernardi. In seconda vince la Vigor, De Luca firma l'1-0 sul Matera. Pareggio per la Vibonese sul campo del Fondi. Ancora a secco invece
il Catanzaro sconfitto 2-0 a Latina.